Una domanda che le arriva da Stefano Zanetti: vorrei sapere dal senatore Franco qual è la posizione ufficiale della Lega Nord alle prossime elezioni amministrative. Il Carroccio correrà da solo anche nei comuni sopra e sotto i 15.000 abitanti e che erano mai precedentemente governati da una coalizione PDL-Lega, oppure state valutando caso per caso, o meglio comune per comune? Ricordiamo che nella sua provincia c'è anche la provincia che non ci sarà più, mi pare di capire. No, non ci sarà più la provincia, per rispondere, perché appunto c'è questo governo democratico, fra virgolette, che ha detto che si tiene tutto in piedi fuorché gli organi rappresentativi che appunto sono emanazione dei cittadini con il voto. Quindi si risparmierà lo stipendio del presidente della provincia e di qualche assessore, tutto il resto costerà uguale, o forse se verranno trasferiti i dipendenti delle regioni costerà addirittura di più, ma l'importante è che la gente per monti non si esprima. Per quanto riguarda la domanda dell'ascoltatore, sì, la Lega correrà da sola al di sotto e al di sopra dei 15.000 abitanti, al limite su delega del nostro Consiglio Nazionale Veneto, deroga del nostro Consiglio Nazionale Veneto, ci potranno essere delle liste civiche che affiancano le liste della Lega, però. Assolutamente non nominali. Su questo non nutre dubbi, insomma. No, queste sono le disposizioni che sono venute dal federale e sono le disposizioni che il nostro nazionale ovviamente ha recepito per quanto riguarda le liste civiche. Credo che ci siano delle ragioni politiche che condivido, perché è un momento in cui bisogna anche saper contare il nostro consenso, ed è giusto che sia così, lo dobbiamo fare sulle nostre liste, sul nostro simbolo, e il cittadino esprimerà quello che ritiene di buono o meno che abbiamo fatto in questi ultimi anni di lavoro al governo oppure nelle amministrazioni. È irrecuperabile il rapporto con il PDL? La domanda è giusta, la risposta è il PDL che deve sapere cosa vuol fare da grande, nel senso che doveva governare con la Lega, questo gli hanno detto i cittadini nel 2008 e ha cambiato strada nel 2011, a fine del 2011. Il PDL che dovrà decidere se vuole rimanere sulla scia del governo che tartassa gli italiani, soprattutto la povera gente, o se venire con la Lega e decidere di riprendere in mano come un comune. A oggi, stante questa situazione, la conferma dell'appoggio a questo governo, credo che non ci siano alternative, ma è il PDL che ha preso un'altra strada, non è certo la Lega.